Professor Tedesca, la presentazione di una serie di iniziative che vanno incontro alle esigenze del cittadino e alla volontà della Regione di venire incontro a queste esigenze. Sì, noi abbiamo sempre detto che per quanto riguarda i servizi sanitari, la loro riorganizzazione, è fondamentale creare una relazione col cittadino che gli permetta di accedere in modo più agevole ai nostri servizi. Oggi abbiamo fatto un passo avanti importante con queste due novità, che sono una, la possibilità e l'allargamento della possibilità di prenotare online le visite, che prima era ridotto solo alle visite programmate. Oggi si possono prenotare tutte le visite e le prestazioni, anche quelle urgenti, e questo è molto importante perché era una delle cose che i cittadini ci chiedevano, con la possibilità di visualizzare in tempo reale tutti i tempi di attesa di tutte le aziende sanitarie, i servizi e i servizi convenzionati che abbiamo in Regione. Quindi la possibilità per il cittadino anche di scegliere dove andare e di vedere quali sono i tempi e poterli confrontare. E questo credo sia molto importante, e avrà un passo successivo che sarà anche quello di poter poi avere con la dematerializzata, con la ricetta dematerializzata, direttamente trovare la propria prestazione sul sito perché trasmessa dal medico di famiglia, e quindi dover solo indicare la data e l'ora in cui si vuole fare la prestazione. E con oggi anche la possibilità di chiedere il cittadino, quando prenota, di avere un SMS con il quale viene avvisato qualche giorno prima come promemoria per la prestazione, e questo si accompagna però al fatto che abbiamo messo nel regolamento sulla prenotazione delle prestazioni che chi non si presenta ad una prestazione senza avvertire deve pagare la prestazione per intero. Questo crediamo sia doveroso anche per aggredire un po' la problematica relativa ai tempi di attesa. Purtroppo ci accade molto spesso che i cittadini prenotino e poi non si presentino, e questo ovviamente toglie a un altro cittadino la possibilità di fare la prestazione. L'altro aspetto è quello, la possibilità di scaricare un'app sui propri apparecchi, telefonini, tablet e quant'altro, un'app che si chiama Emergenza FVG, dove c'è la possibilità di avere in tempo reale, di avere tutte le informazioni necessarie per uno che si trova in un momento in cui ha bisogno della sanità, che si tratti delle farmacie di turno, della guardia medica di turno, dei tempi del pronto soccorso, tutto in tempo reale. Questa verrà ulteriormente implementata via via che attiveremo i centri di assistenza primaria per avere gli orari e soprattutto le localizzazioni, quindi uno, se si trova in un posto magari dove non conosce, non si sa muovere, può vedere immediatamente per esempio qual è la farmacia di turno aperta più vicino e anche le indicazioni stradali per arrivarci. Ecco, io credo che questo non è solamente un'agevolazione nel rapporto col cittadino, ma sia veramente un entrare nelle problematiche che oggi tutti i giorni viviamo, che sono quelle legate ai tempi di attesa, alle relazioni con gli sportelli delle varie aziende sanitarie, e che cerchiamo di migliorare continuamente, e dietro tutto questo c'è un grandissimo lavoro, perché dover mettere tutti i dati di tutta la regione in aggregato è stato sicuramente un lavoro molto importante che i tecnici hanno fatto, e per questo li ringrazio.